È in arrivo Terralba e per quanto riguarda questo carro che stiamo ancora una volta inquadrando, il tema proposto dal gruppo carnevalesco gli Scorpions per questo carro allegorico si rifà ad una famosa leggenda popolare inglese del XV secolo, quella di Robin Hood, fuorilegge che rubava ai ricchi per dare ai poveri. La particolarità di questo carro è l'ironia con la quale si sostituiscono i veri protagonisti della leggenda con i nostri più o meno amati personaggi contemporanei della politica italiana. Nonostante questa caratteristica, il messaggio lanciato dal carro e dallo stesso gruppo Scorpions non vuole assolutamente essere a sfondo politico, ma solamente promotore di allegria. E adesso, via via, seguendo, conosceremo il resto del carro. Attenzione per la giuria. Abbiamo il carro numero 1, proveniente da Terralba, Robin Hood, satira in movimento. E la festa ricomincia. E infatti stiamo inquadrando proprio una pioggia di coriandoli che va giù proprio sui partecipanti al carro. Loro sono 500. Colori dominanti giallo e arancione, ma non manca il verde comunque. Una pioggia di coriandoli, una pioggia di coriandoli. Robin Hood, personaggio del XV secolo. Riconosciuto! Questa è una nota dolente perché un altro maschietto mi ha baciato e se lo sapesse mia mamma ne morrebbe. Ciao! Ciao! Benvenuti! Ciao! È il DJ che urla per animare i propri sostenitori, in questo caso i partecipanti, una marea di 500 anime, pensate. Attenzione! Bravo DJ, proprio una marea umana. E adesso attenzione perché oltre ai partecipanti attenzione adesso perché oltre a inquadrare le 500 anime e anche queste ragazze che stanno passando, siamo pronti per immortalare, no, già lo stiamo facendo, o meglio l'abbiamo fatto per un attimo, quello di inquadrare i personaggi che ci ricordano senz'altro la politica attuale della nostra Italia. Ciao Terralba! Ancora Terralba, ancora immagini di Terralba e attenzione perché io comincio a descrivere quelli che sono i carri, se poi il cameraman, giusto per dare la possibilità di capire a chi sta a casa, mi segue, comincio con far notare soprattutto ai giurati, i personaggi presenti sono una Emma Bonino, un attimino perché ancora non abbiamo la possibilità di farvi notare i personaggi del carro di te, eccolo qua, abbiamo, allora si possono inquadrare sicuramente una Emma Bonino vestita da Lady Marion che si dondola spensierata e felice su un'altalena pendente da un ramo della grande pianta secolare, un grintoso Umberto Bossi, forse, eccolo qua, un grintoso Umberto Bossi vestito da sceriffo di Nottingham che si solleva spavaldo dalla torre più alta del castello, l'impassibile Azeglio Ciampi che guarda il popolo dalla torre inferiore del castello, mentre dal canto suo il placido Gianfranco Fini, lo si denota dagli occhiali, lo stiamo inquadrando, eccolo qua, il placido Gianfranco Fini travestito da Robin Hood e seduto sul ramo dell'albero pronto a tendere il suo arco in caso di necessità. Fuori da una mela, attenzione perché l'inconfondibile Silvio Berlusconi, riusciamo a inquadrarlo, ecco infatti si nota dietro una costruzione in pietra,
l'inconfondibile Silvio Berlusconi, che impersonando un particolare biscione spunta fuori da una mela un po' troppo cresciuta, ed infine l'irriducibile Marco Pannella nelle improbabili vesti di padre Tac, il tutto contornato da un paesaggio immerso nella natura e da una moltitudine di colori. Bene, tutto questo è Terralba, loro sono in 500, chi offre di più? No, questa non è un'asta, sono 500 e naturalmente con la satira in movimento, signore e signori, Robin Hood!